Scarpe da papa, anzi da re per Renato Sardo, il nuovo re biscottino del Carnevale di Novara, che si prepara a sfilare indossando le calzature artigianali di Adriano Stefanelli, che già aveva vestito i piedi del predecessore Sandro Berutti. Sì, dopo le scarpe del compianto Sandrino Berutti mi sono sentito in dovere di, anche per il nuovo Carnevale, con il nuovo re, di fare in omaggio a questo paio di scarpe. Io volevo ringraziare Adriano per questa sua iniziativa, per questo paio di scarpe che per me è un capolavoro. Le porterò con orgoglio per tutti i carnevali che faremo, con tanta gioia che mi portino fortuna, così come ho portato fortuna a quelli prima di noi. Certamente, anche perché si è grandi dentro. Speriamo. 2 paia di scarpe, una in broccato blu veneziano, l'altra in raso nero, saranno ai piedi del nuovo re sia nelle sfilate cittadine sia in trasferta nei più importanti carnevali italiani. Anch'io volevo veramente ringraziare di cuore l'Adriano per la sua grandissima generosità. È veramente un personaggio di spicco della nostra amata città, è uno che ha fatto tanto e noi siamo veramente orgogliosi. Io ho ancora le sue scarpe e veramente le ho portate in giro per tutta l'Italia. Così mi commuovi. No, bisogna essere obiettivi e sinceri. Io veramente le ho portate, ti ripeto, in tutta Italia, da Venezia, Verona, Bergamo, Brescia. E quest'anno ti anticipo già che andremo a Cento. Per la prima volta siamo stati accreditati al Carnevale di Cento e quindi sarà motivo di orgoglio portare le tue scarpe anche al Carnevale di Cento. Si dice che le scarpe del calzolaio novarese portino fortuna, l'augurio dunque è d'obbligo. Le scarpe di Sandro hanno sempre girato l'Italia e anche qualcosa all'estero. Auguro anche a lui più fortuna di girare ancora di più.